Allora, stiamo parlando un po' di tante strategie, ecco, come si può utilizzare anche in modo proficuo l'intelligenza artificiale, perché questo è un tema molto ricorrente, voi peraltro anche avete fatto formazione su questo tema qui, che spaventa in parte, incuriosisce altri. Leggiamo un messaggio: ieri mi hanno detto che i prodotti continuativi in saldo lo sono perché hanno difetti, ma è vero? Francamente non ci credo. Allora, i prodotti che hanno difetti, quindi sono difettosi, difettati, come li vogliamo chiamare, devono essere segnalati: questo è un prodotto difettato. Se un prodotto è in promozione, perché probabilmente, ipotizziamo, facciamo un esempio di una Polo che è in promozione ancora prima dei saldi, è perché è stato studiato dal commerciante o dalla catena di prendere una Polo e metterla come un articolo civetta, ha una redditività minore, a un prezzo inferiore, e quindi però il prodotto difettato che è in promozione, cioè, deve essere segnalato. Quindi questo è obbligatorio? Questo è obbligatorio, ma anche perché il codice del consumo parla chiaro: o lo compri difettato perché è scritto difettato, se è difettato e lo porti a casa hai diritto al cambio o addirittura a attenzione che qui stiamo parlando di abbigliamento, questa è un'altra cosa importante, non stiamo parlando di tecnologia. Comunque mi è sembrato di vedere che questo primo weekend di saldi non sia stato molto interessante per i negozianti. Quali sono le proiezioni? Allora, è stato interessante. Non stiamo parlando dei saldi di una volta, ma perché non parliamo dei saldi di una volta? Le classiche code davanti ai negozi non ma perché iniziano i saldi, ci sono i presaldi, la Black Week, il Black Friday, c'è in tutti i momenti dell'anno, quindi c'è anche un errore di comunicazione da parte della categoria che sta completamente sbagliando. Quindi c'è meno entusiasmo nel comprare nella prima data dei saldi, perché magari hanno acquistato nei saldi nascosti. Infatti, apro una parentesi, avevamo già chiesto comunque alla Regione Veneto, al supermercato, di eliminare il divieto di promozioni, perché penalizza esclusivamente i piccoli negozianti che non sono organizzati a mandare migliaia di SMS per dire: guarda che per te ci sono già iniziati i saldi. Quindi liberalizziamo le promozioni, così anche il piccolo commerciante si può creare la propria promozione, anche perché online si può fare di tutto. Ecco, qui abbiamo un regolamento regionale che si scontra con il mondo del web, che non è controllato da nessuno. Assolutamente. Non è controllato da nessuno, purtroppo. Questo diciamo appunto dell'intelligenza artificiale, in che modo potrebbe essere utile? Allora, sicuramente con gli acquisti, come dicevamo prima, e poi anche per le vendite. Se io so che un determinato cliente ha sempre comprato giacche blu, giacche di una pesantezza che non piace, uno spacco, quant'altro, l'intelligenza artificiale può codificare tutti gli articoli e dire: ok, a questo cliente qui potrebbe piacere questi articoli, quindi un supporto sicuramente alla vendita. Un supporto che viene già fatto dalle tecnologie, perché se vediamo, apriamo un sito di e-commerce tipo Amazon, noi abbiamo già i nostri consigli. Oggi si tratta di trasferire i consigli che si vedono online al personale di vendita. Perfetto. Target di età, qui appunto vediamo varie offerte anche nelle immagini, varie proposte eccetera, che sono allettanti. C'è un cambiamento nel tempo? Anche rispetto all'età dell'acquirente, che cosa desidera, si puntano ad abiti a cose più easy, meno costose, oppure cose più durature, di valore, di qualità? Ultimamente la tendenza, o la forbice la tendenza è di comprare cose di qualità. Lo dico, abbiamo segnalato personalmente, ho segnalato a Bruxelles per gli acquisti dalle piattaforme cinesi che stanno esplodendo, acquisti di prodotti. Noi sappiamo che se compriamo entro 150 euro sui siti cinesi non ci sono dazi doganali, quindi arriva questo prodotto senza dazi doganali. Addirittura se spendiamo meno di 30 euro non paghiamo neanche l'IVA. Quindi stiamo importando a gratis inquinamento, perché alla fine sono prodotti inquinanti
tant'è che vabbè, ci sono le fabbriche di acetilene che vanno a insediarsi vicino a questi produttori, quindi possiamo capire quello che può succedere, e invece la nostra ricchezza e la nostra produzione viene tassata, quindi tassiamo quello che produciamo per il consumo interno e non tassiamo quello che importiamo. Questo è un passaggio fondamentale da far capire, che la ricchezza interna per il consumo interno va quasi detassata e non tassata. Sì, in modo che non ci sia concorrenza in questi termini. Un altro messaggio: ho visto che sul web non è più come una volta che si trovavano i prodotti di abbigliamento a minor prezzo, anzi con i saldi trovi molto meglio in negozio. Ecco, che marginalità c'è, a parità di prodotto naturalmente, per i negozianti e di attuare di accattivare quindi la clientela rispetto e quindi anche ai margini di guadagno? Allora, tanti pensano che il web per i commercianti sia l'Eldorado, quindi dove si vende tanto e si guadagna tanto. Invece è una guerra del prezzo, è una guerra tra le piattaforme che è impressionante, quindi non c'è. La redditività online sparisce, soprattutto sull'abbigliamento, e dopo anni le varie piattaforme hanno capito che è inutile vendere senza redditività e generare solo fatturato. Oggi bisogna fare redditività, quindi per quello online si trovano dei prezzi che non sono più i prezzi convenienti di una volta, sono dei prezzi reali e dei prezzi allineati al commercio. Quindi a un certo punto, se una persona fa un controllo e vede che quello è il prezzo sul web, poi lo trova in negozio, viene da sé che certamente può andarlo a provare e può sostenere. Ricordiamo che ogni volta che si fa un acquisto nel locale si sostiene il locale, perché il commercio, la regione, se facciamo un acquisto in Veneto oggi una parte del ricavato va anche a speso in tasse per alimentare la regione, quindi l'acquisto local anche nel comune, anche l'acquisto nei negozi comunali. Noi abbiamo una tassa sui dipendenti che va direttamente al comune di residenza, quindi è importante tenere vivo, e anche oltre alla parte fiscale tenere vivo il centro storico. Io ricordo sempre con il Covid, quando erano chiusi tutti i negozi, le città non esistevano più, quindi le città devono vivere per forza di commercio, turismo e cultura. Sta soffrendo, localizzandola a Padova, però una delle città del Veneto che ha dei lavori particolari per la linea del tram, ma sta soffrendo in modo particolare l'attività commerciale? Stiamo soffrendo perché tante volte, oltre ai lavori del tram, purtroppo sembra che le macchine siano il danno più grande delle città. Invece bisogna saperle gestire e investire anche sui parcheggi. Oggi abbiamo bisogno, Padova è una città molto inclusiva e deve essere inclusiva anche per i clienti, quindi diamo l'inclusività anche per portare clienti che vengono a spendere. Noi siamo, ovviamente i padovani sono innamorati di Padova e abbiamo bisogno però di tenerla viva, abbiamo bisogno di aprire le città e portare la gente dentro le città. E ovviamente una famiglia non può prendere un monopattino, non può prendere una bicicletta, bisogna di arrivare in macchina. In qualche modo. Una volta negli anni 80-90 capivi che erano iniziati i saldi per le lunghe code fuori dai negozi. Allora c'era meno, diciamo che c'erano meno capi. Quindi c'era meno sovrapposizione. Quindi o prendevi quello oppure non avevi. Esatto, poi c'erano anche meno negozi ed era un altro mondo. C'era coda un po' dappertutto, non stava in coda. Era il boom, solo che il tempo cambia e la produzione si evolve. A questo punto mi rilascio anche al potere di acquisto. Avete fatto Confcommercio Veneto, ma anche a livello nazionale ha fatto proprio delle indagini sull'erosione del potere d'acquisto dei cittadini, sulla destinazione della spesa economica. Sono stati fatti proprio verso l'inizio di giugno, e le proiezioni di quanto uno avrebbe destinato, ogni famiglia, alle spese per i saldi, per gli abiti eccetera. Si è riscontrato che una percentuale del 20-30% avrebbe diminuito la propria possibilità di spesa da destinare a beni voluttuari, anche comunque di moda eccetera. Non è stata compresa questa diminuzione del potere d'acquisto da parte del ceto medio, secondo lei, dalla politica in generale? Allora, non è che non spendono nella casa, nel mutuo, che purtroppo noi abbiamo avuto l'inflazione ha alzato i tassi di mutuo ed è andato quasi in sordina. Non c'è stato un supporto dal governo, ci sono persone che hanno case che hanno dovuto non pagare il doppio di mutuo, però delle cifre importanti che hanno l'equilibrio familiare l'ha modificato. E qui la prima cosa che vanno
a tagliare sono l'abbigliamento in primis, e quindi si porta avanti il problema. Invece oggi c'è bisogno di dare slancio ai consumi, quindi abbiamo bisogno di dare degli incentivi anche per l'acquisto, oppure cercare di dare più degli incentivi all'acquisto e di aumentare gli stipendi, però gli stipendi non possiamo aumentarli solo a livello di azienda. No, con il nuovo contratto sono stati aumentati perché ne abbiamo fatto uno e finalmente come Confcommercio l'abbiamo rinnovato e sono stati anche aumentati degli importi importanti. Adesso bisogna detassare per far spendere, perché comunque il cittadino quando ha qualcosa in più lo spende, certo, e quindi è tutto denaro che rientra in circolo. Questo l'avete riscontrato anche voi, comunque ecco, quello del rinnovo del contratto è stato fatto, sì. Adesso si tratta a livello dello Stato o la detassazione che è stata fatta, il taglio al cuneo, di renderlo strutturale in modo tale che ci sia una maggior disponibilità, oppure noi dopo le ripercussioni ci sarà un minor potere d'acquisto strutturale, che è un altro problema, questo aspetto qui, no? Esatto, noi stiamo comunque aspettando il bonus abbigliamento come il bonus monopattino, che era stata la barzelletta, sì, che non c'è assolutissimamente, però lasciare quello, non chiediamo magari il bonus per l'acquisto abbigliamento, però chiediamo, se vogliamo delle città vive, se vogliamo ancora del commercio, bisogna bisogno di detassare i negozi di vicinato che fanno un servizio che è essenziale per i piccoli paesi. Abbiamo anche giovani che vorrebbero aprire negozi di abbigliamento, abbiamo bisogno di detassiamo per 5 anni questi giovani che hanno voglia di affrontare un percorso difficile nei paesi. Quindi ci sono giovani che si dedicherebbero a questa attività? Sì, ci sono sogni, però ci sono tante difficoltà. Ci sono anche proprietari immobiliari che non abbassano, non capiscono gli affitti. Perché un negozio sia sostenibile abbiamo bisogno di un canone di affitto sostenibile. Infatti si vede anche sul centro di Padova che sono sempre più catene che magari aprono per la pubblicità che non per il business stesso. E il canone di locazione quindi sono aumentati? Sono aumentati. Allora, abbiamo avuto questa parentesi Covid di sconto che è durata pochissimo e poi è aumentato l'inflazione, ha portato l'aggiornamento dei canoni come da contratto. Quindi, Ecco, nell'aprire un nuovo negozio, per questo ci è stato chiesto anche parecchie volte ai nostri telespettatori, spesso magari chi si cimenta in questa attività con poca esperienza può sbagliare i conti. Allora, è importante fare formazione prima di aprire, è importante capire se il prodotto c'è già, è importante fare i conti e capire fare dei business plan. Se il prodotto c'è già, bello questo. Perché tante persone aprono pensando di lavorare, invece oggi è importante avere un'associazione di categoria che può supportare sul business plan ed è importante. E questo bisogna ricordarselo sempre. E dopo anche dei colleghi stessi che possono dare dei consigli preziosi per aprire. Poi per aprire un negozio ci vuole un negozio che sia attrattivo e bello, perché le cose che non sono più belle non vanno più. Ormai siamo abituati a avere servizi, a avere i negozi belli, dobbiamo anche essere noi attrattivi e belli. Quindi c'è un investimento iniziale di cui tener conto? Certamente, e l'investimento deve essere fatto sui prodotti giusti, non sui prodotti sbagliati. Perché questo vuol dire sottende che ci sono i prodotti sbagliati? Ci sono dei prodotti sbagliati, ci sono anche dei negozi che aprono però sono sbagliati dalla nascita, quindi è bene parlarne, condividere l'idea con più colleghi possibile, con associazioni di categoria che magari possono dare i consigli giusti. I giovani e il lavoro, la categoria cerca ancora dei giovani? Sì, sicuramente abbiamo sempre una crisi di personale. Quindi perché abbiamo degli orari che abbiamo il sabato e la domenica che si lavora. Abbiamo un sistema che tra smart working e quant'altro al venerdì sembra che quasi nessuno più lavori perché lavorano tutti smart. In negozio bisogna essere presenti, quindi abbiamo bisogno anche lì. Magari sarebbe bello detassare le domeniche per i ragazzi che vogliono lavorare di domenica, cioè ci potrebbero essere degli incentivi visto che abbiamo dovuto aprire perché abbiamo liberalizzato Abbiamo liberalizzato il mercato, allora diamo degli incentivi a chi lavora nel fisico. Certo, infatti, no, ma che poi sempre il solito discorso, sì, la gente nel tempo libero è più propensa ad andare a fare acquisti, magari durante la settimana non può farlo, perché anche se smart working devi lavorare bene o male, non è che puoi farlo in giro per negozi, però al contrario chi lavora magari fine settimana può avere dei giorni liberi durante la settimana o delle vacanze quando costano meno anche tutto sommato, no? Quindi sottolineare gli aspetti positivi che sennò uno non riesce neanche a vedere ovviamente.
il datore di lavoro onesto che non ti chiede Sì, sempre dopo su dobbiamo sé. essere attrattivi come negozio, perché deve essere bello lavorare dove deve bravo. essere un ambiente dinamico e bello. Ecco, questa è una cosa. Ed è bello lavorare in negozio. Dipende, in qualche negozio sì, in qualche negozio meno, comunque deve essere bello. È faticoso lavorare, stare in contatto con la gente 7 giorni su 7. Io almeno dalla parte a livello di azienda personale ho delle ragazze che sono meritevoli e che hanno tanta pazienza. E tanta passione, secondo me. E passione, bravo. Allora Presidente, grazie di averci fatto questo quadro, grazie ai nostri telespettatori che hanno partecipato, comunque voi scriveteci, soprattutto rispondendo a quelli che ci hanno scritto: se intraprendete o avete figli che vogliono intraprendere questa attività a livello imprenditoriale, rivolgetevi all'associazione di categoria che può dare un aiuto, può fare formazione, che è meglio prepararsi prima che non poi incappare in situazioni spiacevoli dopo. Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie a voi.